Seconda corsa, cavalli di 3 anni sono in 9 al via dopo il ritiro del numero 6, 1 Chicchi di Casei, Roberto Ruvolo, 2 Coveri della Cava, Marcello Di Nicola, 3 Lexington Boco, Roberto Faticoni, 4 Classic Gal, Lorenzo Baldi, 5 Cascor Indal, Maurizio Cheli, questa è la prima fila, in seconda 7 Crazy Horse, Paolo Scamardella, 8 Countdown C, Gabriele Ballotta, 9 Corsara Gaps, Marco Stefani, 10 Cesnia Daghi, Salvatore Valentino. Stacco della macchina, veloce, Classic Gal prende il comando davanti a Cascor Indal, mentre c'è l'errore di Chicchi di Casei, rompe anche Coveri della Cava, anche Lexington Boco, di Casei, diverse rotture, alla fine il favorito Classic Gal al comando davanti a Cascor Indal e Cesnia Daghi, 200 metri in 15,2, pioggia di squalifiche, sono rimasti praticamente in 4, con in vantaggio sempre Lorenzo Baldi e Classic Gal, seguito da Cascor Indal, poi Cesnia Daghi a una decina di metri che cerca di riavvicinarsi, poi gli altri che cercano di ricongiungersi, ma gran parte sono squalificati. Tanto siamo ormai al paletto dei 600 metri passati dal figlio di Rombo di Cannone in 46,9. Passaggio davanti alle tribune, sempre Classic Gal in vantaggio davanti a Cascor Indal, poi Cesnia Daghi e il numero 8 di Countdown C. Questi primi 4 posizioni ormai cristallizzate, giro in 1 e 2 scarsi. Da parte dell'allievo di Lorenzo Baldi, sempre Cascor Indal in seconda posizione, poi Cesnia Daghi e Countdown C, posizioni invariate fin dalla partenza per quanto riguarda i primi 4. Ora la penultima curva viene passata in 15,5, viene fuori un primo chilometro in 1,17,4, sempre con Classic Gal in vantaggio su Cascor Indal, Cesnia Daghi che si è riavvicinata, poi Countdown C. Sempre le posizioni immutate, 14,9 la retta di là, ultima curva con Cascor Indal che è a tiro del battistrada, poi Cesnia Daghi che si avvicina un po' più indietro e Countdown C. 3 cavalli per la vittoria con Classic Gal sempre in vantaggio su Cascor Indal e Cesnia Daghi, retta d'arrivo con Classic Gal che cerca l'allungo davanti a Cascor Indal e Cesnia Daghi, ultimi 100 metri, Cascor Indal sembra affiancare il battistrada e lo viene a battere Cascor Indal su Classic Gal e Cesnia Daghi. Maurizio Cheli viene a vincere per Giuseppe Cittarella la scuderia Indal, 1,17,3. Il figlio di McGrace SM ha perdinato per tutta la strada Classic Gal e lo ha attaccato agli ultimi 200 metri e l'ha battuto nettamente, mentre è finita forte anche Cesnia Daghi per il terzo posto. Rivediamo la retta d'arrivo da parte del figlio di McGrace SM che batte Classic Gal che veniva da una bella vittoria a Milano e passa nettamente primo sullo stesso, mentre al terzo Cesnia Daghi, poi Countdown C per il quarto e gli altri persi per la pista.